Abbiamo invece un grande tenore, una voce tenorile che rappresenta la Sardegna nel mondo. In realtà vive ad Edmonton in Canada, è dovuto emigrare, 45 anni, Andrea Pinna, con grande, direi, nostra gioia. Lo abbiamo qui e lo abbiamo qui perché è stato preso al volo per poi riparte, va in Canada fra 2 giorni, forse domani. Buongiorno Andrea. Buongiorno Andrea, ben trovato. Buongiorno, grazie. Domani si riparte? È sabato. Sabato, ok, quindi fra 2 giorni avevo detto bene. Sì. Allora, la tua vita è fatta di tante cose, però il canto tenorile è quello che ti assorbe di ti più. avvolge molto. Sicuramente è stata una passione che è scoppiata tardi rispetto al mio percorso di vita, però è una di quelle cose che mi cattura e mi appassiona, diciamo, in tutti i momenti della giornata. Hai sempre avuto la coscienza di avere questa caratteristica? No, assolutamente. No. Io ho in casa mio padre che lui viene considerato il cantante di casa, però io non avevo mai pensato di approcciarmi al mondo del canto. Poi casualmente un insegnante mi ha dato questi input e ho scoperto un mondo. Tu sei un tenore? Sì, all'inizio sì, anche se poi ho iniziato con un percorso leggermente più indietro per posizionare la voce nei giusti... Quindi per preparare. Esatto. E poi diciamo si è sviluppata Perché sei andato ad Edmonton? A vivere lì in Canada? Magari la risposta sarebbe facile, perché l'Italia è un paese un po' così, ecco. Ahimè, purtroppo sì, nel senso che... È una denuncia. Ma di quanti? Ormai sono più quelli che sono andati via che quelli che sono rimasti. Raccontaci. Sì, purtroppo io avevo un'attività a livello familiare che abbiamo chiuso purtroppo per le vicissitudini dell'economia italiana. La famosa pressione fiscale. Esatto. E quindi io e i miei fratelli abbiamo deciso di trovare spazi diversi appunto in Canada e lì ci siamo trasferiti. E so che lì hai conosciuto un bel gruppo di immigrati, no? Sì, assolutamente. Il Canada è pieno di canadesi. Tantissimi e c'è... Canadesi finti però, calabresi. Sì, la comunità italiana lì è notevole ed è di grande estrazione calabrese, la maggior parte infatti sono calabresi. Hi, my name is Calogero and you, come ti chiami? Che non so come ti chiami. Esatto, esattamente questo ti dico. Lui è un grosso imitatore, l'hai potuto. No, non è quello, è il fatto che il calabrese insomma è come il sardo un po' dappertutto. Assolutamente, ma è una persona anche come il sardo molto accogliente, si mette molto a disposizione delle tue necessità e quindi noi siamo stati molto aiutati da loro. Tu lì hai partecipato a un evento per una raccolta di fondi pubblici e lì ti hanno scoperto sostanzialmente musicalmente parlando. Esattamente, io ho iniziato appunto casualmente in una piccola festa di quartiere, diciamo così, dove ho conosciuto questo caro amico Sebastián Barreta, chitarrista, musicista cileno, che mi ha subito inserito in questa raccolta fondi per il terremoto del Cile, esatto. Il famoso terremoto del Cile. Sì. E quindi io sono stato contentissimo, anche se lì ero semplicemente da solo 2 mesi, quindi non pensavo mai di essere già inserito in cose così importanti. E lì ho conosciuto tanti artisti sia cileni e non solo. E lì appunto è stato il mio trampolino di lancio, perché da lì poi sono venute tutta una serie di manifestazioni belle, molto importanti nell'ambito appunto del popolo sia cileno, latinoamericano che canadese, perché insomma sono stato ben voluto anche da loro. Insomma, quanti anni sono che sei in Canada? No, ci sono solo 13 mesi, però... solo 13 mesi? Però abbiamo... Pensavo ci fosse... Io pensavo molto di più. Un giro di anni, invece però in 13 mesi hai fatto tutto. Sono stati 13 mesi... Si è integrato totalmente come Pucchi, No, grazie a Dio sì, sono stati 13 mesi molto intensi. Quindi, e quant'è che hai scoperto di avere questa dote da cantante lirico? Beh, io la passione per il canto l'ho scoperta a 33 anni, quindi molto grande. Un 12 anni buoni che però ti però grazie a Dio ho fatto passi molto avanti
Nel 2013 infatti è uscito un CD che si intitola Dolce Canto e Esatto. Ignazio Marcia del Green Studio, che saluto, Certo. è un amico ed è un grande professionista, Certo. ha messo insieme con te delle cose belle. Tra l'altro c'è il titolo del pezzo che dà poi, diciamo, merito all'album Dolce Canto della Terra, mi pare che sì, sia stato messo insieme scritto da Ignazio e da Tony Masala. Esattamente, sì, devo appunto ringraziare lo studio Green Studio e l'ingegnere del suono Ignazio Marcia, che oltre a essere un grandissimo amico è una persona splendida, perché ha creato questo brano e soprattutto è una persona molto competente. Appunto il brano che dà il titolo al CD è Dolce Canto. Ed è una bellissima preghiera che vuole dare diciamo spazio al fatto di non dimenticare le persone più emarginate. Quindi... sì. E Dolce Canto della Terra è comunque contenuto in Sì, questo assolutamente, CD, sì, ed è sì. stato scritto da Ignazio, Sì, da Ignazio e da Tony Senti, Masala. lo so che la mattina non si canta e non si fa da scaldarsi, no, non è ma possibile. almeno un pezzettino, No, non può sottrarsi. anche se a cappella, tanto i tenori a cappella vanno di brutto. Ma no? i miei fratelli cantavano, io ho avuto due fratelli. Cioè, per capire come fa Dolce Canto della Terra. Cantavano sempre. Vi canto un pezzettino del ritornello che forse... Va benissimo, dai. va benissimo. Andrea Allora. Pinna ai 2 di Via Ventura. Ok. Santus de sugelu, le anime scordate al dolce canto della terra. Santus de sugelu, le anime scordate al dolce canto di questa terra. Bravo Andrea, siete tanti bella, venturiani a arrivare stupenda con il loro voce. applauso come sempre. Senti l'entusiasmo non solo dei canadesi ma anche Hai dei coinvolto venturiani. tutta la terra nostra della bellissima isola. Allora, questo CD è stato venduto anche Sì, molto, 8.000 copie se non Sì, sbaglio. sì, assolutamente è stato un prodotto... No, più che 8.000 copie, venduto molto e 8.000 spettatori davanti in Canada, davanti al tuo Sì, concerto. assolutamente sì. Abbiamo Forse venduto... di copie ne hai vendute anche di più. Abbiamo venduto tutte le copie che abbiamo stampato e quindi questo è stato per noi un grande successo. E in Canada sì, ho fatto i miei concerti dove hanno presenziato in alcuni concerti più di 8.000 persone che sono state affascinate da questo brano e da tutti i brani che erano contenuti nel CD. Canzoni italiane, per esempio napoletane, Assolutamente. che fanno parte del repertorio. Il mio repertorio, tenore, no? assolutamente, il repertorio tenore, sì. è un repertorio che va Anche romanze. dalla canzone classica italiana al repertorio napoletano, e poi ho un repertorio anche diciamo come questo, più moderno, più lirico pop, ecco. Cioè, la fai in versione tenore. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Sì. Mi dipingevo la faccia. Potrebbe cantare Nessun Dorma. Poi d'improvviso veniva la e lui canta, lui fa tutto ormai. No, vabbè, io non faccio niente, però mi piace questa versione, mi piacciono insomma i grandi cantanti che hanno queste estensioni. Beh, vabbè, ma Nessun Dorma la mattina, Nessun Dorma la mattina è come dire a una 500 di andare e partire subito a 100 all'ora. Pavarotti diceva che cantava 4 ore quando si svegliava. No, Pavarotti ha detto quando si svegliava cantava Bisogna 4 ore. scaldare la voce, non è proprio così. No, se può. Presidente Mameli, rimanga nel suo posto e non prenda iniziative. Non ne prendo iniziativa. No. Se lui vorrà. No, le dico di no io, perché non è una cosa fattibile. Dai, ha delle note che sono. Parliamo invece di cosa sarà per il futuro col Green Studio, perché a proposito di Romanza che lei ha citato, c'è credo qualcosa di questo tipo che si sta creando con Ignazio Marcia. Ignazio appunto sulla scia del primo lavoro, che è stato bellissimo e molto apprezzato. Abbiamo adesso in lavorazione il prossimo CD, il prossimo lavoro che uscirà intorno a Natale, ed è ugualmente un percorso che va tra il vecchio
e il nuovo, diciamo, un percorso che ripercorrerà i classici, diciamo, del classico repertorio lirico e napoletano, e poi ci saranno una serie di brani nuovi che appunto faranno apprezzare questa mia possibilità di spaziare sui... Tu con l'8 hai affinità, 8000 in Canada, 800 a Selargius, pochi giorni fa, se Sì, non sbaglio, esatto, no? eravamo al Teatro dei Salesiani, dove abbiamo fatto un bellissimo concerto per il mio ritorno qui in Italia, dove tutti i miei amici, le persone che mi hanno conosciuto nel mio percorso di crescita, sono venuti ad ascoltarmi, e per me è stato bellissimo. Domanda ovvia, banale, scontata, ma la devo fare. Cosa ti manca dalla Sardegna e cosa ti piace del Canada? Allora, quello che mi manca è sicuramente il calore delle persone e soprattutto il bellissimo clima. Il sole ovvio. nostro. Perché in Canada c'erano meno 30 Freddo, gradi. 32 meno, mamma mia. Quest'inverno peggio abbiamo della Russia. meno E cosa ti 32. piace però del Canada? Il Canada è una nazione che ha un'organizzazione impeccabile, efficientissima. Lo so da tutto molto. ciò che è burocrazia lì è ai minimi termini, proprio. E quindi per chi ha vissuto come me in una bellissima regione come la Sardegna, però come sappiamo È molto farraginoso il piano molto complicata, della burocrazia. è stato veramente un altro mondo sotto tutti i punti di vista. Bene, è stato davvero un piacere avere qui con noi questa mattina questo tenore di grandissimo livello, e ne sentiremo parlare, secondo me tornerà da noi, lo dai. invitiamo già da adesso, quando tornerai in ci Sardegna canterai, a tornare a trovarci. E io chiuderei, lo faccio io, all'alba vincerò, Molla, non ce la faccio più, io mi fermo qua. ma lui dovevo sull'ultima mi terminare. fermo. Grazie Andrea. Grazie Andrea, è Grazie a stato un voi. piacere. A tra Grazie di poco. cuore.